Bagnai è una facoltà. Grazie signor Presidente. Vorrei portare alla sua attenzione e quindi all'attenzione di tutta l'Aula un fatto che non so se definire grave, ma che comunque è estremamente significativo del clima che si è creato a livello internazionale alla luce di quella emergenza di cui ci viene detto, a ragione, che deve essere gestita in un clima di concordia, ma naturalmente la concordia non preclude l'esame delle cause e anche l'esame delle conseguenze. Mi è stato segnalato, e ho qui l'evidenza, che una importante catena televisiva internazionale, la CNN, ha diffuso una infografica così concepita: i casi di coronavirus collegati all'Italia. E quindi si vede l'Italia al centro di un planisfero, che è un po' dove la storia, prima che la geografia, l'ha messa, e da lì partono tante frecce rosse che vanno ad infettare paesi quali il Brasile, gli Stati Uniti, la stessa Cina. Ora, noi dovremmo riflettere, secondo me, su due aspetti: su quali possano essere le conseguenze di una comunicazione di questo tipo, che evidentemente, vogliamo dire, credo che siano conseguenze letali e difficilmente reversibili, non solo per il nostro turismo, ma anche su quali siano le cause. Io non voglio essere polemico, perché però devo dire che per non esserlo devo fare un grande sforzo, perché non posso non ricordare a me stesso quando pochi giorni fa venivano rivolti ai nostri concittadini gli inviti ad abbracciare cittadini, per esempio cinesi, contro i quali non ho alcuna animosità né preconcetto, sulla base del principio che non si dovesse essere razzisti in una emergenza simile. Ora, il problema è che però forse quello che stiamo vedendo è la conseguenza di un modo di gestire la lotta politica di questo Paese che ci fa del male. Cioè, in altre parole, per aggredire un razzismo immaginario, a mio avviso, abbiamo creato una altrettanto immaginaria pestilenza il cui focolaio sarebbe l'Italia, forse perché accogliendo gli inviti che la nostra sorella Europa, quella che sta difendendo la frontiera greca in questo momento, ci fa ad essere produttivi, volevamo dimostrare di essere così produttivi che con i 15.000 abitanti di Codogno saremmo riusciti ad infettare i 6 milioni di abitanti di Wuhan. Cioè, questo è il paradosso al quale assistiamo, e questa è la situazione alla quale dobbiamo porre un rimedio. Quindi, quando si affronta un problema che ha una sua concretezza, che è un'emergenza sanitaria, io voglio fare proprio un invito molto, molto spassionato e non polemico: rispolverare certe categorie che, per carità, hanno assolutamente la loro dignità, per esempio la lotta al razzismo, la lotta al fascismo, bisognerebbe anche trovarlo, insomma, può avere assolutamente un senso. Il tema è che però è difficile, a me personalmente, mi sia concesso esprimere questa mia opinione personale che non necessariamente riflette quella del mio gruppo, e anche credo a molti cittadini sfuggire all'impressione che questa strumentalizzazione dell'intonazione politica di un certo gruppo di persone, questa caccia al razzismo immaginario, si sia risolta per il nostro Paese in un drammatico autogol. E io vi chiedo di riflettere su questo quando ci chiedete, come è giusto, solidarietà, concordia e unità nazionale, che naturalmente siamo disposti a dare. Ma questo errore è stato ripetuto troppe volte, cioè troppe volte una parte politica
non ha esitato a vilipendere l'immagine del Paese a livello internazionale per averne un tornaconto reale o presunto sul terreno nazionale. Spero che questa sia l'ultima volta che assistiamo a uno spettacolo di questo tipo. Grazie, signor Presidente. Grazie, senatore Bagnaia.